sull'uomo. Per cui i suoi paesaggi non sono meri paesaggi bellissimi, meravigliosi, ricchi di verde, ricchi di natura, ricchi di colore. No, i suoi paesaggi sono animati perché dentro comunque l'elemento principe, al di fuori degli animali, è l'uomo con la sua impronta. Non è la rappresentazione dell'uomo messo in posa come per le prime fotografie o per le status symbol. È un uomo normale, naturale, è l'agricoltore, è la contadina, è il moggioso, è il bimbo.